E allora andiamo a vedere la partenza di questa gara. Gloria Tessaro col numero 31, una stagione 2015 da incorniciare con grandi progressi cronometrici nelle gare in pista, quindi vedremo la sua condizione attuale e come vedremo la condizione attuale di Valentina Bernasconi, una delle possibili pretendenti alla vittoria per quanto riguarda questa gara. Vedremo i progressi di Ilaria Bonetto. E partita la gara, mi pare di vedere subito uno dei favoriti portarsi avanti, ma siamo solo alle prime battute, quindi è meglio non fare ancora nomi. Attendiamo i primi numeri che ci forniranno gli amici della Protezione Civile, mentre sta facendo capolino un pallidissimo sole. Speriamo di poter concludere anche con l'ausilio di questo conforto, chiamiamolo così. A proposito di conforto, ricordo che la Proloco fornisce sempre degli ottimi panini, ottime pizzette dentro alla struttura dove c'è scritto bar, e c'è un ottimo quindi penso sarà un giro medio, quindi un giro di 1 chilometro e poi i 3 giri grandi per questa categoria. Ricordo ancora una volta che chi non entra nei primi 7 minuti di gara, dopo l'arrivo del primo concorrente, non porterà punti alla sua società, però comunque entrerà nella classifica individuale. Alessio De Bona della Firex Belluno, longilineo portacolori della Firex Belluno, è al comando della gara davanti a Mirko Cocco e poi Artem Cepil, entrambi dell'Atletica Vicentina. Ora i concorrenti ritorneranno nella zona di svincolo per andare ad iniziare il primo dei 3 giri grandi, con Alessio De Bona che è intenzionato a imporre, almeno per il momento, la sua superiorità. Per quanto riguarda la gara femminile, è la portacolori della Vicentina che sta facendo l'andatura. Gloria Tessaro, alle sue spalle c'è Valentina Bernasconi e poi Anna Busatto, Ilaria Bonetto ed Erika Lapaina. Queste nell'ordine le concorrenti del gruppo di testa per quanto riguarda la gara femminile. La gara assoluta femminile, Gloria Tessaro, quindi Valentina Bernasconi, Anna Busatto, si sta agganciando a questo terzetto anche Ilaria Bonetto, leggermente più staccata Erika Lapaine, la giovane junior
Erika Lapaine, che gareggia per i colori della Silca Conegliano. Anna Busatto e Valentina Bernasconi, Atletica Mogliano. Gloria Tessaro, Atletica Vicentina. Queste sono le società. Si è ricompattato il gruppo, non è più al comando della gara De Bona, ma c'è la coppia vicentina Mirko Cocco e Artem Cepil. Daniel Turco anche nel gruppo di testa. Allora sempre al comando della gara per quanto riguarda la gara maschile Mirko Cocco. Mirko Cocco sempre al comando davanti a 521, no, davanti a Massimo Guerra, compagno di squadra, e poi col 525 vediamo Daniel Turco in terza posizione. La gara femminile è sempre guidata da Gloria Tessaro davanti a Valentina Bernasconi e Anna Busatto, la giovane Anna Busatto che è entrata nella categoria promesse, quindi nel settore proprio assoluto questa volta. Immutata la situazione anche per la giovane Anna Busatto, anche lei maglia azzurra per quanto riguarda i campionati europei. Ora i concorrenti sono all'interno del parco, quindi non visibili, ma la situazione vede sempre al comando della gara Mirko Cocco e Massimo Guerra, coppia dell'Atletica Vicentina che ha preso in comando delle operazioni. Tanto se qualcuno vuole ballare al ritmo di questa musica, in attesa che riappaiano i concorrenti. Sempre la coppia dell'Atletica Vicentina, al comando li vediamo in lontananza, insieme a loro c'è Daniel Turco e poi alle spalle c'è una maglia rossa, probabilmente uno dei concorrenti della Anatletica Feltre potrebbe essere, ma quando passeranno più vicino avremo modo di vedere i loro numeri.
mentre la gara femminile vive sempre nel dominio da parte, diciamo, lotta per il momento fra Gloria Tessaro dell'Atletica Vicentina e la coppia dell'Atletica Mogliano, la esperta Valentina Bernasconi e la più giovane Anna Busatto. Stanno portandosi verso la conclusione del primo dei 3 giri grandi concorrenti. Ecco il terzetto di testa, Mirko Cocco, Massimo Guerra, Daniel Turco, poi col numero 515 in quarta posizione Federico Pagotto, e molto buona la condotta di gara di Filippo Bagarello delle Fiamme Oro, molto bene anche alle sue spalle Tommaso Forner in sesta posizione. Si vanno delineando quindi le posizioni per quanto riguarda la categoria junior maschi, con Valentino Denardin che sta guidando un gruppo di cui fa parte anche Alberto Dal Sasso e altri 3 concorrenti. Questa è la situazione nella categoria juniores. Ora Filippo Bagarello ha superato Federico Pagotto e quindi si è portato in terza posizione. Grande gara da parte del giovane portacolori delle Fiamme Oro. Mentre per quanto riguarda la gara femminile vediamo al comando della gara Gloria Tessaro davanti a Valentina Bernasconi. In terza posizione c'è sempre Anna Busatto e si sta avvicinando anche Ilaria Bonetto, quindi quartetto al comando della gara femminile. Ilaria Bonetto gareggia per i colori dell'Atletica Bassano, gruppo atletico Bassano. Quindi quartetto che va a giocarsi la vittoria. Chiara Renzo poi in quinta posizione per l'Atletica Vicentina. Ma andiamo a seguire intanto il gruppo di testa della categoria junior maschi che ha iniziato il penultimo giro. Chiara Renzo, poi Erika Lapaine alle spalle della portacolore dell'Atletica Vicentina, e poi mi pare di vedere Silvia Sommaggio. Sempre Mirko Cocco davanti a Massimo Guerra e Daniel Turco. Buona condizione di forma anche per il veronese, ma una bella gara in progressione sta effettuando anche Filippo Bagarello. Filippo Bagarello delle Fiamme Oro, che ha staccato Federico Pagotto, portacolori della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Per quanto riguarda la gara femminile, sempre Gloria Tessaro a dettare il ritmo. Tessaro, Bernasconi, Busatto, perde un paio di metri ma è sempre lì alla portata Ilaria Bonetto, mentre si sta accennando ad un attacco ancora
Gloria Tessaro, e sotto la spinta della Vicentina solo Valentina Berlusconi sembra poter resistere. Si stacca leggermente Anna Busato e ancora più indietro vediamo Ilaria Bonetto. Intanto Sommaggio si è portata in sesta posizione. Sono all'interno del parco e tra poco usciranno, vedremo come, perché c'era una coppia pimpante dell'Atletica Vicentina, Massimo Guerra e Mirko Cocco, incalzata dal veronese Daniel Turco. Questo terzetto aveva preso un certo margine di vantaggio e vedremo come usciranno dal boschetto per poi andare ad iniziare l'ultimo giro. Quindi mancano ancora circa 3 chilometri alla conclusione. Sempre dagli amici della Protezione Civile arriva la conferma di questo terzetto al comando della gara. Eccoli, li vedo ora in lontananza sulla parte ovest del parco con la coppia vicentina che sta tentando di allungare. Sembra faticare qualcosina forse Daniel Turco, ma è sempre lì. Il terzetto ha fatto il vuoto alle sue spalle. C'è in quarta posizione il portacolori delle Fiamme Oro, Filippo Bagarello. E poi in quinta c'è ancora Federico Pagotto della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Coppia quindi dell'Atletica Vicentina davanti a Daniel Turco del Bentegodi Verona. Massimo Guerra ora a farla, no, è sempre Mirko Cocco a far l'andatura davanti a Massimo Guerra, compagno di squadra. E Daniel Turco quando manca poco più di 1 chilometro alla conclusione. Terzetto compatto, Filippo Bagarello a una 80ina di metri, saldamente in terza posizione, e poi vediamo Federico Pagotto, Silca Ultralight al quarto posto. Quinta posizione c'è un altro portacolori delle Fiamme Oro, si tratta di Tommaso Forner. Sempre Mirko Cocco che detta il passo di gara. Mirko Cocco, Massimo Guerra e Daniel Turco. Suona la campana per loro. Poi arriva Filippo Bagarello. Poi Pagotto, Federico Pagotto e Tommaso Forner, mentre Valentino Denardin Denardin davanti a Gian Gaetano Simeonato della Vicentina, Denardin Dolomiti Belluno e Simeonato Vicentina, altra coppia. E poi mi pare di vedere Alberto Dal Sasso, più a suo agio nelle piste che non sul cross. Vedremo ora la situazione per quanto riguarda la gara femminile, che vedeva al comando Gloria Tessaro, che mi pare lo sia ancora, se non vedo male in lontananza. Gloria Tessaro sempre a dettare il ritmo, tallonata da Valentina Bernasconi. Gloria Tessaro e Valentina Bernasconi, coppia di testa, mentre alle loro spalle si è formata la coppia delle due più giovani, Anna Busatto e Ilaria Bonetto, arrembante. Vediamo ora
che sta passando. Ora si è portato in terza posizione Ilaria Bonetto, gara molto regolare per lei, atleta che sa tenere ritmi regolari e uscire sulla distanza, la portacolori della Atletica Bassano. Chiara Renzo che si sta avvicinando alla coppia delle inseguitrici, Chiara Renzo dell'Atletica Vicentina sempre in quinta posizione, mentre il terzetto di testa della gara maschile è sempre compatto, c'è sempre la coppia vicentina insieme a Daniel Turco che non demorde. Un po' più staccato ora è Filippo Bagarello, ma comunque sempre saldamente in quarta posizione davanti a Federico Pagotto, che tenta di contenere il ritorno di Tommaso Forner delle Fiamme Oro. Suona la campana anche per Silvia Sommaggio, mentre i maschi del terzetto di testa sono già entrati abbondantemente all'interno del boschetto, quindi tra un paio di minuti li vedremo ricomparire e andranno a giocarsi le prime tre posizioni, dato alla lontananza del quarto, che è il pur valido Filippo Bagarello. Ottima la sua condotta di gara in quarta posizione. Sempre al comando della gara femminile è Gloria Tessaro, che è sempre tallonata però da Valentina Bernasconi, che è capace di grandi finali di gara, ma anche Gloria non è da meno nei finali di gara, quindi vedremo. Probabilmente è possibile che si assista ad uno sprint per la vittoria in questa categoria, con due atlete molto valide, entrambe protagoniste di una stagione 2015 interessante, forse più per la Vicentina in questo 2015, che ha fatto grandi progressi cronometrici nei 1500 e nei 3000 e anche nei 5000. Continua a suonare la campana per l'inizio dell'ultimo giro da parte anche Erika Lapaine. Ha iniziato l'ultimo giro davanti a Manuela Moro, mi pare di vedere. Sembra che ci sia un allungo di Mirko Cocco, infatti lo vediamo in lontananza, ha già un bel vantaggio nei confronti del compagno di squadra Massimo Guerra. Mirko Cocco, Atletica Vicentina, ha preso l'iniziativa ed ora ha una trentina di metri abbondanti di vantaggio nei confronti di Massimo Guerra, e altrettanti ne ha Massimo Guerra nei confronti di Daniel Turco. Questa è la situazione quando mancano circa 600 metri alla conclusione della gara. Ultime battute quindi per la gara maschile juniores, con azione di forza da parte di Mirko Cocco, che ha dimostrato la sua buona condizione in questo inizio di stagione e ha staccato piuttosto nettamente il compagno di squadra in questo ultimo chilometro. Eccolo, Mirko Cocco sta per iniziare il rettilineo opposto a quello d'arrivo e quindi si avvicina con un buon margine di vantaggio verso la zona del traguardo. Mirko Cocco, Atletica Vicentina. Massimo Guerra, Atletica Vicentina. Daniel Turco, Bentegò di Verona. Questi i primi tre, alle loro spalle praticamente quasi il vuoto. Nel frattempo mi pare di vedere che
Pagotto ha riagganciato Bagarello, se non ho perso qualche passaggio, che ora si è riportato avanti. Ma andiamo a seguire il finale di Mirko Cocco. Mirko Cocco, prepariamoci ad accoglierlo con un applauso. No, Bagarello è sempre in quarta posizione. Mirko Cocco, trionfatore di questa gara, scivola anche ma rimane in piedi, è comunque felice, lo vediamo, sorride e va a vincere la sua prima gara stagionale. Mirko Cocco, Atletica Vicentina, applausi per lui. Applausi anche per Massimo Guerra che gli ha tenuto testa fino alla fine. E grande gara anche di Daniel Turco, un po' forse a disagio con le sue lunghe leve su questo percorso pesante, quindi grande gara anche di Daniel Turco della Bentegò di Verona. Eccoli i primi tre, arriva in questo momento Daniel Turco e raccoglie l'applauso. Ottima gara di Filippo Bagarello, Fiamme Oro Padova in quarta posizione, tra poco avremo modo di applaudire anche lui. Eccolo Filippo Bagarello, applausi anche per lui. E gli applausi prepariamoci ad attribuirli anche a Tommaso Forner, una grande gara in progressione. Filippo Bagarello, quarta piazza, ottimo risultato e notevole anche il risultato di Tommaso Forner che ha dimostrato grossi progressi rispetto alla passata stagione. Un'ottima quinta posizione per il giovane delle Fiamme Oro Padova. Nel frattempo si stanno avvicinando al traguardo anche le prime due concorrenti e sono ancora insieme. Arriva anche Federico Pagotto, ottima gara anche per lui, in sesta posizione. Valentino De Nardin del Dolomiti Belluno in settima e poi con il 508 arriva anche Alberto Dal Sasso. Lui è un velocista delle piste del mezzofondo, quindi grande finale di Alberto Dal Sasso. Lo vedremo sicuramente in grandi condizioni in pista, per il quale è più attrezzato. Viene a concludere la sua gara intanto anche Gian Gaetano Simeonato e la coppia femminile Tessaro e Bernasconi, eccola. C'è tentativo di Gloria Tessaro di allungare, ma risponde prontamente Valentina Bernasconi. Bello questo duello tra queste due concorrenti che stanno scalando le classifiche nazionali anche nei risultati in pista. Tanto vediamo che si stanno preparando le concorrenti della categoria ragazze, un foltissimo gruppo. Sempre insieme Gloria Tessaro e Valentina Bernasconi, mentre per la terza piazza sembra aver allungato Anna Busatto nei confronti di Ilaria Bonetto. Nuovo attacco di Gloria Tessaro, allunga Gloria Tessaro, risponde Valentina Bernasconi, bello questo finale, applausi per entrambe, va allunga sul finale Valentina Bernasconi, forte della sua maggiore esperienza, e va a vincere Valentina Bernasconi davanti a una grandissima Gloria Tessaro. Splendido questo finale di gara. Vediamo come andrà a finire tra Ilaria Bonetto, che è una che non molla mai se non dopo il traguardo, nei confronti di Anna Busatto, che comunque sembra avere un vantaggio abbastanza rassicurante. Eccola Anna Busatto che entra nel rettilineo finale, seguita da Ilaria Bonetto. E lo dicevo che Ilaria Bonetto non è una che molla, ma vediamo questo finale di Ilaria Bonetto e Anna Busatto, Ilaria Bonetto, Anna Busatto davanti di un paio di metri a una tenacissima Ilaria Bonetto. Motivi di gioia in queste gare, perché è bellissimo vedere questi duelli fino all'ultimo metro. Arriva anche Chiara Renzo dell'Atletica Vicentina in quinta posizione.
E poi in sesta vediamo col numero 21 Maragolin che va a precedere Silvia Sommaggio, una sempre validissima Silvia Sommaggio. Si va a concludere questa gara della categoria juniores, dove abbiamo visto degli splendidi duelli, delle splendide azioni, a cominciare dal dominio nell'ultimo chilometro da parte di Mirko Cocco nei confronti di un validissimo Massimo Guerra, un altrettanto valido Daniel Turco, e questo finale travolgente di Valentina Bernasconi, che solo sugli ultimi metri è riuscita ad aver ragione della sua più diretta avversaria, che ha concluso in seconda posizione a distanza di qualche metro. Se è possibile avere